Veneto e Lombardia, Lombardia e Veneto. Le vicende politiche di questi giorni legano a doppio filo le due regioni, quel filo che sembra però sul punto di spezzarsi e far precipitare nella crisi anche il Veneto. Un'ipotesi sostenuta con convinzione dal coordinatore regionale del PDL, convinto che il suo partito debba dare una forte risposta politica alla Lega e aprire formalmente una verifica di maggioranza nella giunta Zaia, ma nemmeno presa in considerazione dal sindaco di Verona, che è anche segretario nazionale della Liga Veneta. Io credo che oggi il Popolo della Libertà debba individuare un'azione molto più chiara nel rapporto con la Lega che mette spalle al muro Formigoni, Lega che quindi va a violare un patto elettorale che era stato già sancito nel 2010 e che rimette in discussione tutti gli equilibri del Nord. Credo che da questo punto di vista il PDL non possa semplicemente incassare. L'ideale per non fare spendere 40 milioni di euro in più ai cittadini lombardi sarebbe votare insieme alle politiche. Cosa succederà in Veneto? Nulla. Nessun consigliere regionale andrà mai a dire ai cittadini veneti che si va a casa perché ci sono problemi in Lombardia. Giorgetti mette sul tavolo gli equilibri della coalizione. La Lega costringe Formigoni al voto, a Venezia non si può far finta di nulla. Le sue dimissioni darebbero anzi un'accelerazione alla crisi in Veneto. Ma io credo proprio di sì, insomma, ben sapendo che in Veneto in 40 anni non è mai caduta una giunta regionale, quindi sono ben consapevole di questo. Resta il fatto che non possiamo mettere la polvere sotto il tappeto come sempre e dobbiamo cercare invece di ridare un'adeguata rappresentanza agli elettori moderati che non vogliono vedere queste cose. Giorgetti l'ha fatto per solidarietà, lui sa benissimo che non succederà assolutamente nulla. Non penso sarebbe d'accordo nemmeno lui in cuor suo di provare a discuterne, è solo che lui lo fa per un fatto di solidarietà partitica. Sotto accusa anche gli assessori veneti, preoccupati più di sbandierare il loro buon governo che di rispondere alle logiche dei partiti di appartenenza. Si tratta sempre di capire il contesto politico. I nostri assessori sono eletti, come i nostri consiglieri, all'interno di una compagine. Questa compagine entra oggi in difficoltà per scelte esterne e credo che non si può fare sempre finta di nulla. Quindi non mi stupisco che gli assessori reagiscano così, loro devono avere però più attenzione ai temi politici.